Emanuele, c'è forte preoccupazione all'indomani delle dichiarazioni dell'amministratore della Portovesme SRL che ha dichiarato di voler fermare l'intera linea di produzione dello zinco a causa di costi esorbitanti dell'energia. Che cosa succederà adesso? I numeri dei costi dell'energia elettrica non possono che preoccuparci, lo vediamo già dal caro bollette delle singole famiglie, si passa da 40 euro megawattora del 2020 a prezzi che oscillano tra i 2,50 e i 300 euro a megawattora. È evidente che questi numeri creano sofferenze per le imprese energivore e quindi è indispensabile che la regione Sardegna, ma con i parlamentari sardi, mettano in campo tutte quelle iniziative di pressione verso il governo, perché è evidente che si tratta di un problema di carattere nazionale, perché si possano finalmente trovare soluzioni e quindi far riprendere le produzioni. Questo è un tema che vale ovviamente per la Sardegna, ma per le acciaierie, per il settore ceramica. È evidente che rispetto a questa situazione difficile, dove noi appunto come organizzazioni sindacali già nelle prossime ore siamo impegnati in una serie di riunioni, richieste di convocazioni, chiediamo un impegno della Sardegna tutta, è evidente che anche la Portovesme SRL deve fare la propria parte, perché se per anni attraverso una scelta aziendale ha lavorato sul prezzo dell'energia del giorno precedente, quindi anche con una possibilità, vista anche la situazione positiva del costo energetico, di avere anche profitti maggiori, è evidente che in un momento difficile tutta questa situazione, la crisi che viene chiamata tempesta perfetta nel settore elettrico, possa ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori di Portovesme. Per questo chiediamo, oltre all'impegno delle istituzioni per superare questa fase difficile che potrebbe protrarsi anche nel primo trimestre 2021, ma anche la Portovesme SRL, per i motivi che ho appena detto, deve trovare quelle soluzioni solidali perché nessun lavoratore rimanga dietro, ma soprattutto si compensi anche rispetto ad altri momenti dove ci sono stati anche guadagni più larghi. Ancora una volta torna prepotentemente sulla scena il tema dell'approvvigionamento energetico. È un tema vecchissimo, è un tema annoso che ancora non riesce a trovare una soluzione. Sicuramente i governi nazionali da parte loro non hanno fatto abbastanza, ma c'è da dire che l'immobilismo della politica regionale non è da meno. Il tema energetico, specie per la Sardegna, è un tema che di fatto ha già portato a problemi importanti nel passato per altre attività e che ancora complicano la ripartenza di attività come può essere Euroallumina. Poi esistono delle contraddizioni in termini in Italia. Se pensiamo che sotto l'Adriatico esiste un giacimento di metano di circa 90 miliardi di metri cubi, che il costo di estrazione sarebbe di 5 centesimi, ma per decisioni politiche non viene utilizzato, e poi invece importiamo da fuori Italia il metano con un costo che varia tra i 50 e i 70 centesimi a metro cubo.